Di fronte all'infuriare della terribile peste nel periodo 1575-1577, che fece quasi 50.000 vittime, il 4 settembre 1576, il Senato decretò di erigere una chiesa intitolata a Cristo Redentore, come estrema speranza di salvezza per il popolo. La prima pietra venne posta il 3 maggio 1577. 3 mesi dopo la peste cessò e il 20 luglio 1577 il doge, assieme a tutte le magistrature, le autorità ecclesiastiche, i nobili e l'intero popolo, attraversò il canale della Giudecca su un ponte di barche in solenne processione, per rendere pubblicamente grazie al Signore, dando inizio a una tradizione che dura ancora oggi. Palladio, incaricato del progetto, realizzò il suo massimo capolavoro. La costruzione della chiesa fu completata e consacrata nel 1592, ultimata dall'architetto Antonio da Ponte, dopo la morte del Palladio nel 1580. La festa del Redentore. Ogni anno, nella terza domenica di luglio, si svolge il pellegrinaggio alla chiesa attraverso il lungo ponte di barche, che attraversa il canale della Giudecca. Nella sera del sabato, tutto il popolo partecipa alla grande festa, prima con una grande cena tra i baloni che illuminano le strade e le terrazze delle case, poi in barca in canale con canti allegri tra angurie e bibite, in attesa del momento clou quando i foghi, lanciati da una piattaforma in laguna, illuminano il cielo. Palladio, con la facciata, perfezionò lo schema architettonico che fonde l'impianto basilicale cristiano con il tempio pagano della classicità. Sopra il grande timpano della facciata, campeggia maestosa la cupola con la lanterna che sorregge il Cristo Redentore, affiancata da 2 esili campanili dalla punta aguzza, che ricordano i minareti bizantini. Il grandioso portale è affiancato da 2 semicolonne corinzie e da 2 lesene corinzie ai lati. Una grande scalinata lungo tutta la larghezza ne accentua la solennità e le dà slancio verso il cielo. Entro 2 nicchie in basso accanto all'ingresso, le statue di San Marco a sinistra e di San Francesco a destra di Giusto le Corte. L'interno riflette perfettamente l'essenzialità del concetto palladiano di architettura, dove la bellezza è affidata alla purezza delle linee e al gioco armonioso dei volumi spaziali, senza decori figurativi o scultorei. La chiesa è strutturata in una lunga navata, con profonde cappelle laterali, 3 per parte, coperta da un'alta volta a botte e conclusa da un grande arco trionfale, che introduce all'ampio transetto, sovrastato dalla grande cupola e chiuso, alle estremità, da 2 cappelle absidali. La cupola colpisce per la candida semplicità della grande volta, ingentilita dalla raffinata balaustra alla base, leggera ed evidenziata dai modiglioni, che dal basso appare come un prezioso ricamo. Nel presbiterio, una corona di 4 colonne corinzie circonda il solenne altare maggiore. Dietro il tabernacolo, un grande apparato marmoreo architettonico, ornato di piccole raffinate statue bronzee, culmina con un grande crocifisso sotto un baldacchino. Ai lati dell'altare, le 2 grandi statue bronzee di San Marco e San Francesco di Girolamo Campagna, di fine Cinquecento. Bassorilievi marmorei di squisita fattura, la salita al Calvario sul Paliotto e la deposizione dalla croce sul retro, di Tommaso Rues. All'entrata nella chiesa, 2 belle acquasantiere circolari in marmo con le statue bronzee di San Giovanni Battista a sinistra e del Cristo Redentore a destra di Francesco Terilli. Nella prima cappella di destra, la Natività di Gesù di Francesco Bassano, nella seconda, il Battesimo di Cristo Bottega degli Aeredes Pauli, la Bottega del Veronese. Nella terza di destra, la Flagellazione di Cristo di Domenico Tintoretto e nella prima cappella di sinistra, l'Ascensione di Cristo degli Aeredes Pauli. Nella seconda di sinistra, la Resurrezione di Cristo di Francesco Bassano e, nella terza, il trasporto di Cristo al sepolcro di Jacopo Palma il Giovane. Dal coro si accede alle 2 sacrestie. Quella di destra è un vero piccolo museo, che raccoglie una quarantina di opere legate al culto mariano e al culto delle reliquie,
Tra le più importanti, Alvise Vivarini, Madonna col Bambino e due angeli musicanti. Battesimo di Cristo e i due committenti di Paolo Veronese, con la sua tipica tavolozza cromatica. San Giovanni Battista nel deserto, di Jacopo Bassano. Madonna che adora il bambino, di Lazzaro Bastiani. Madonna del latte, di Pasqualino Veneto. Madonna col Bambino e Giovannino e i Santi Gerolamo, Anna, Francesco e Caterina d'Alessandria, di Jacopo Palma il Giovane. Madonna col Bambino, di Jacopo Sansovino. Danneggiato dall'acqua granda del 2019, l'orto è stato restaurato seguendo il progetto del celebre paesaggista Paolo Peirone. Venice Gardens Foundation ha curato il restauro. Sostenibile e ricco di biodiversità, ospita piante mediterranee, ortaggi, alberi da frutto e una vasca con fiori di loto e ninfee.